Per la puntata dei Blitz friulani ci troviamo sul lago di Cavazzo che è una delle perle del Friuli Venezia Giulia, ma purtroppo ai noi sta cominciando a emergere dalle sue acque qualcosa di poco pulito. È così, Barazzutti? Sì, è esattamente così. Questo era un lago meraviglioso, era molto più ampio, acqua limpida, acqua temperata, nel senso che qui già a maggio si iniziavano i bagni e finivano a ottobre, e io ci sguazzavo da ragazzino. È ricchissimo di pesce che ha mantenuto e sfamato l'intera valle nei secoli e anche durante l'ultima guerra mondiale. Cosa è successo? È successo che negli anni 50 la società elettrica di elettricità SADE di Venezia ha avuto la concessione per costruire una centrale sul lago, la centrale di Somplago, con 3 turbine che utilizzano tutte le acque captate a monte del bacino del tagliamento della Carnia e le scarica nel lago. E da qui il lago è profondamente cambiato, perché scarica acque gelide che provengono da quote superiori e inoltre torrentizie e quindi ricchi di fango. Recenti indagini hanno dimostrato, ecco, questa è l'indagine ad esempio dell'ingegner Dino Franzel, che è stato premiato con la bandiera verde, e dice che nel giro di 100 e qualche cosa anni il lago si intererà. Questo invece l'indagine e la perizia di valutazione del progetto di Repower, che voleva fare il pompaggio, da parte dell'ingegner Garzon, il quale dice la stessa cosa, che tra 110 anni il lago si ridurrà a una palude. L'importante non è sapere se c'è 100, 110, 120 anni. L'importante è prendere nota che dopo un certo periodo questo lago non sarà più un lago, ma sarà un bacino. Guardi, volevo proprio dire, nei giorni scorsi ho avuto l'occasione di guardare un programma su una rete nazionale, proprio di un viaggio sul lago Araral, nell'ex Unione Sovietica, dove praticamente in un paio d'anni è rimasto nulla di questo lago, con un deserto incredibile, con le navi in mezzo al deserto, no? Si va a rischio che pure qui si materializzi quello che lei ha detto. Sì, per un motivo diverso, perché per irrigare le piantagioni di cotone hanno deviato il Sir Daria e l'Amudaria. Conosco bene io quelle località lì, perché ci sono passato. Qui succede l'opposto, perché il lago soffre per l'immissione di, come ho detto, di queste dello scarico della centrale, e con di più adesso, e ogni anno quando si verifica siccità, il consorzio di bonifica della pianura friulana incomincia a dire: vogliamo prendere le acque per irrigazione dallo scarico del lago, che sarebbe più a valle. Allora, se dovessero prendere la derivazione dello scarico del lago, il lago avrebbe un'ulteriore servitù che sarebbe funzionale il livello alle esigenze di derivazione loro. E noi diciamo: prego, noi non intendiamo negare l'acqua di nessuno, va bene l'irrigazione, anche se dovrebbero utilizzarla meglio e non a scorrimento. E poi abbiamo il sospetto che vogliono più acqua per far girare le loro turbine anche. Ma contemporaneamente, come risolvete il vostro problema, risolvete anche il nostro. E allora l'acqua non la derivate dallo scarico del lago, ma dallo scarico della centrale, con un bypass. Vedete voi, io non sono un ingegnere, come deve essere questo bypass, ma qua il problema è: primo, con l'andare del tempo il lago non sarà più lago. Secondo, volete derivare l'acqua? Bene, prendetela su lo scarico alla centrale e si salva il lago, avete l'acqua per irrigare e continuamente si continua contemporaneamente a produrre energia elettrica con la centrale. Punto. Senta, la politica ne è passata di acqua sotto i ponti, centrodestra, centrodestra, sinistra, e vai dicendo, calamari e via dicendo, fritto misto insomma, no? Fino adesso che risposta vi ha dato? Fino adesso, nel piano di tutela delle acque della regione, c'è un punto in cui, trattando la criticità del tagliamento a monte della presa di Ospedaletto del consorzio, che resta asciutto d'estate, ecco, si è detto che contemporaneamente alla derivazione del sistema di irrigazione si debba fare una valutazione del bypass del lago,
captando l'acqua non allo scarico del lago, ma allo scarico della centrale. Di questo nel 15. Finora non è successo niente. Noi chiediamo alla politica di fare questa valutazione e non ci limitiamo allo studio di fattibilità del bypass. Vogliamo il bypass e su questo costruiremo una vera e propria avvertenza, perché qui la pianura non può disporre delle acque come vuole lei a suo proprio comodo, perché la montagna ha già sofferto tanto, la Val del Lago, il lago va su, altrimenti viene fuori una guerra che va evitata tra la montagna e la pianura friulana. Inoltre, non vorrei essere in quegli ingegneri del consorzio Ledra Tagliamento che vorrebbero progettare la derivazione dello scarico, perché verrebbero, diciamo così, correrebbero il rischio di figurare tra quelli che hanno progettato la centrale, distruggendo un po' su tutto. Senta, lei in apertura ha detto una cosa importante, no? Questo lago ha dato tanto alle popolazioni non solo della valle ma della montagna, no? Qui c'erano tante specialità di pesci e via dicendo. Oggi cosa resta ad esempio del pesce? Allora, qua c'erano anguille, c'erano carpe. Io ho visto un pescatore di Son Plago con la pertica lì di fronte a noi a tirar fuori dal lago una carpa di 12 kg. Mia madre era originaria di Son Plago, mio nonno, suo padre, faceva il pescatore. Mia madre diceva che aveva visto nella Sempla, cioè nella Tinozza, trote enormi che mio nonno portava a vendere sull'Albergo Roma. Ecco, c'erano carpe, ciprinidi, ecco, persico, c'era di tutto qui, c'era di tutto. Adesso cosa c'è? Le carpe subito dopo la centrale hanno incominciato a gonfiarsi perché si difendevano comprendosi di grasso, immangiabili. I ciprinidi sono praticamente scomparsi, va bene, le anguille sono scomparse, esiste solo quelle stupide di trote che immettono dentro lente tutta la pesca per far contenti quei pescatori, no? Sa, ecco. La pesca sportiva, no? Esatto. Però vediamo ad esempio anche altri tipi di animali, insomma, presenti dalla natura, vediamo insomma anatre e via dicendo. Beh, c'era addirittura la lontra, perché i pescatori di Son Plago pescavano principalmente con le nasse e siccome quando la lontra entrava il pesce che era dentro la nassa, entrava dentro la nassa, la lontra, tanto per dire, ma c'erano i palpacrozza, dicevi, no? Uccelli che pescavano il pesce, ecco, anatre, le gallinelle d'acqua, c'era di tutto qua, qui c'era di tutto. Insomma, quello che lanciamo quest'oggi è un appello chiaro e trasparente, cioè bisogna tutelare, no, la natura, non bisogna distruggere quello che la natura ci ha dato. Esatto, inoltre di questi giorni il riconoscimento della bandiera verde di Legambiente a due professionisti, all'ingegner Franzel, come dicevo, ecco, che ha per gli studi che ha realizzato, e all'ISMAR di Bologna, che è un istituto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, che hanno condotto degli studi che hanno portato a questi rilievi di cui parlavo prima. E l'ISMAR riprenderà ai primi di agosto ulteriori ricerche. Sempre tutto preliminare alla costruzione del bypass. Qua i problemi vanno risolti complessivamente. Non si può risolvere il problema dell'irrigazione senza risolvere il problema del lago. Bisogna avere un approccio complessivo sul tema delle acque, che è un tema molto delicato. Che sì, di Friuli si dice, non si può come da con un black per viazzi di Catrebanda, no? Esatto. E noi su sta roba qui non molin, noi costruiamo un'avvertenza. I vin distribuiti anche continuamente, manifestins, posizioni alla nostra popolazione e intendiamo coinvolgere tutti. Questa è una battaglia storica che vale la pena combattuta fino alla fine. Ci siamo spostati sull'altra sponda del lago di Cavazza, siamo venuti a trovare la signora Anna Maria, che è un po' la custode del lago, una persona che si sta battendo da tempo insieme anche al signor Barazzutti per salvare, no? Perché qui veramente siamo al punto di non ritorno, manca poco, no signora? Purtroppo a furia di chiacchierare e non fare niente siamo arrivati al punto perché o si interviene subito oppure i poteri forti, si chiamano così mi sembra, no? Sì. Io dico i delinquenti secondo me, perché riuscire a distruggere una natura così, che il Padre Eterno ce l'ha data, bellissima,
io sono qua da 57 anni e mi godo questo paradiso perché non esiste in giro un po' per l'Italia, lasciamo stare il mondo, un posto così che è ancora incontaminato purtroppo, ma è contaminato dalla gente che vuole arricchirsi alle spalle delle persone come noi che cercano di tenere vivo e alto la bellezza di questo posto meraviglioso. Non lo so, io solo al pensiero che fra 100 anni questo lago sarà una palude, io non lo vedrò fortunatamente perché se no farei qualcosa di non molto bello, però mi fa male al cuore veramente. Non capisco perché la gente, il popolo, quelli che sono, non si ribelli. Cioè i locali, no? Manca la sensibilità da parte delle stesse persone del luogo che si stanno facendo deturpare sotto il naso, come ha detto lei, un paradiso, un lembo di Friuli con la sua particolarità, perché ricordiamo che qui siamo proprio nel passaggio tra la montagna e la pianura. E nessuno interviene, cioè siete in pochi, no? Che ancora difendete con le unghie in qualche maniera il vostro territorio. Con le unghie e con i denti. Comunque non è che la gente non si interessi, è che siamo in un periodo in cui tutti dicono va male, dobbiamo fare, però nessuno viene a dire avete bisogno di una mano. Quello che io vorrei fare un invito ai giovani, ce ne sono tanti ad adesso, legati alla propria terra, però sono legati al Palar, che è una cosa bellissima, non si discute, all'ambiente, al calcio, alla Proloco, a quella. Ma Proloco vuol dire anche, secondo me, pro il posto. Perché i giovani non vengono così spontaneamente a dare una mano? Abbiamo bisogno realmente, perché io alla mia età, e la sento, Barazzutti non ne parliamo, siamo pieni di acciacchi, però non ci Però insomma arrendiamo. siete di quelli, come si dice, Tosti. dalle buine crodi, come si dice in Friuli. No? Su quello non ci piove. Comunque speriamo veramente e veramente di riuscire a fare qualcosa perché adesso forse si sta muovendo qualcosa, me lo auguro, non vorrei che fossero solo promesse campate in aria perché purtroppo sembra che andiamo verso le elezioni e le promesse sono pronti a farle tutti. Questa è la terza legislatura che noi passiamo, è la terza volta che vediamo venire avanti tutti quei personaggi che promettono. Un giorno o l'altro forse sarà il caso di prendere un racli quando promettono. Speriamo. Bene, è stata molto chiara e trasparente.